Eletto il nuovo sindaco di Realmonte Alessandro Mallia con il 45,2%, Leonardo Augello secondo con il 38,6%, l'uscente Lattuca sfiduciata al terzo posto prende il 16,2%, 2 le donne più elette in Consiglio Comunale. Pubblicata la relazione sull'attività svolta dalla DIA nell'Agrigentino, 7 mandamenti attivi e 42 clan mafiosi. Sulla rete idrica di Agrigento il governatore Schifani costituisce una commissione per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Costituito il comitato Mare Nostrum per vigilare sui lavori del nuovo dissalatore, il TAR del Lazio respinge il ricorso degli ambientalisti per il gasificatore a Porto Empedocle. In arrivo oltre 6 milioni di euro per gli asili nido e le scuole d'infanzia nell'ambito dei fondi del PNRR. Strada degli Scrittori, al via il nuovo appuntamento con la rassegna della Festa del Viaggio. Presentato oggi il nuovo concorso internazionale indetto dall'Ordine degli Architetti di Agrigento, la Matita d'Oro nel Mediterraneo. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di TV Notizie di oggi 27 maggio. È Alessandro Mallia, il nuovo sindaco di Realmonte, con 1231 voti, pari al 45,2%, a seguire Leonardo Augello con 1050 voti che prende il 38,6%. L'uscente sfiduciata Sabrina Lattuca si ferma a 442 voti con il 16,2%. I neoconsiglieri eletti della lista del nuovo sindaco sono Iacono Sara Chiara, Arcuri Melissa Rita, Giarrizzo Nino, Taormina Valentina, Libra Calogero, Fiannaca Luca, Vella Salvino, Siracusa Francesco, consigliere di diritto Leonardo Augello, candidato sindaco arrivato secondo. I neoeletti della lista di Leonardo Augello sono Angelo Incardona con 245 voti, Pietro Puccio con 237 voti e Carmelina Piazza con 223 voti. Sentiamo ieri il sindaco. Si aspettava questa vittoria? Abbiamo lavorato tantissimo per questa vittoria. Il risultato dire che non era atteso, ma il popolo ci ha dato una giusta risposta. È stata una battaglia contro un gruppo ovviamente politicamente forte, ma Realmonte questa volta è tornata libera. Le priorità del suo mandato quale sarà? La prima decisione che farà? Innanzitutto inizieremo subito per la stagione estiva, perché è importante riprendere immediatamente l'amministrazione politica e dare il giusto indirizzo all'amministrazione, quindi Scala dei Turchi principalmente per una questione turistica, decoro urbano immediato perché è necessario, trasporti, tutto quello che abbiamo detto già nel programma sarà una pura e semplice realtà. La Scala dei Turchi è un nodo importante per il turismo non solo di Realmonte ma anche siciliano? Sì, il commissario ha già fatto un ottimo lavoro, ha riaperto la Scala dei Turchi, ha rimesso il servizio con ticket utilizzando il sistema My Scala dei Turchi, va perfezionato, faremo in modo di farlo in maniera più decorosa. Sulla miniera di Realmonte? Cosa c'è da dire? Tanto terreno che c'ha da parte della miniera che il comune lo rivorrebbe indietro. Allora, sull'Italcali apriremo un'interlocuzione con i proprietari, ovviamente con la famiglia Morgante, che non capisco. E troveremo solamente una soluzione. Bravo! Il rapporto con il Consiglio Comunale? Io cercherò in tutti i consigli la collaborazione, sia che sia di maggioranza che sia di opposizione, quindi cercheremo di fare una squadra che funzioni per Realmonte. La squadra assessoriale? Adesso ci lavoreremo, intanto già abbiamo i nomi degli assessori nominati, che è Giusy Vaccaro e Fiannaca, Luca Fiannaca, due menti bellissime del nostro gruppo, avete avuto modo di poterli sentire, preparatissimi, quindi poi a giorni lavoreremo anche per gli altri. Ce li può anticipare? Attualmente no. Il rapporto con gli alleati quale sarà? Collaborativo, io sentirò le loro istanze, cercherò di instaurare, ripeto, una collaborazione con le opposizioni, faremo in modo di lavorare per il Realmonte. Grazie. Onorevole Terrana, una vittoria dell'UDC ma anche di tutti gli alleati? È una vittoria dei realmontini perché la città
lo ha votato perché può rappresentare realmente il cambiamento di questa città. Oggi ha bisogno di uomini buoni, responsabili, che hanno la voglia di costruire una nuova stagione politica. Alessandro ha tutte le caratteristiche per fare decollare questa città e noi ci saremo accanto, io, l'onorevole Marchetta, tutto il gruppo che rappresentiamo saremo accanto per fare diventare questa città la prima finestra del Mediterraneo, la prima finestra per lo sviluppo socio-economico della provincia di Agrigento. Una vittoria grazie anche all'apporto degli alleati? Una vittoria grazie all'apporto di alcuni alleati, cioè non vi è dubbio, perché non si vince da solo, si vince con l'entusiasmo, e Alessandro ha avuto alleati, per primo la città e più in alcune pezzi della politica. E oggi diventa sindaco e chiaramente rappresenterà tutte le forze politiche che l'hanno rappresentato, ma rappresenterà soprattutto il Realmontino. La più votata con 323 preferenze è stata Sara Iacono della lista Primavera Realmontina, quella che sosteneva il candidato a sindaco risultato poi vincitore Alessandro Mallia. A seguire, sempre della stessa lista, Messina Rita Arcuri, che ha ottenuto 268 voti. Li abbiamo intervistati. Si aspettava questo brillante risultato? Lei risulta la prima eletta al Consiglio Comunale? Onestamente no, è stata una piacevolissima sorpresa e sono molto grata alle persone che hanno creduto in me e che si aspettano tanto da me, quindi adesso ci sarà tanto lavoro da fare, spero di fare del mio meglio. Un consenso diciamo notevole ottenuto, no? Sì, ad ora non sono ancora terminate le operazioni di spoglio, però al momento è abbastanza alto, al di là delle mie aspettative. Quindi come intenderà utilizzare questo suo incarico al Comune come maggiore eletta? Questo significa dare un contributo ancora più forte in termini di impegno personale, perché chiaramente la campagna elettorale è sempre un'occasione di grande confronto con le persone e ci sono persone che si aspettano tanto. Spero di investire al meglio il mio tempo al Comune. È un bel risultato, insomma, una donna prima eletta a Realmonte ha anche un suo significato, no? Sì, se guardiamo i dati non sono l'unica, perché le donne sono quelle con il numero di consensi più alto, quindi questo mi fa tanto piacere per tutte le persone che si erano candidate. Melissa, seconda eletta al Comune di Realmonte, si aspettava questo bel risultato? Sì, me lo aspettavo perché ho visto nella gente veramente la voglia di voler cambiare e di credere in delle persone che sono determinate a impegnarsi per Realmonte, quindi ci credevo veramente. Lei ha già un'esperienza al Consiglio, come intenderà ripetere questa esperienza col nuovo sindaco? Io ho già un'esperienza e voglio rimettere le mie competenze al servizio dei cittadini a fianco di Alessandro e di tutta la nostra squadra, che penso sia una squadra veramente motivata a raggiungere l'obiettivo di far cambiare le sorti di Realmonte. Tra le tante problematiche c'è quella della Scala dei Turchi e della miniera dell'Italcali. Su questo come lavorerete? Lavoreremo in sinergia cercando di trovare una soluzione per fare in modo che entrambe, sia la miniera che la Scala dei Turchi, vengano valorizzate e abbiano l'importanza che meritano. Pubblicata la relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel 2024 al Ministero dell'Interno e al Parlamento e relativa all'analisi sui fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso, nell'Agrigentino attivi 7 mandamenti e 42 clan, il servizio. Pubblicata la relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia nel 2024, presentata dal Ministro dell'Interno al Parlamento e relativa all'analisi sui fenomeni di criminalità organizzata di stampo mafioso, in provincia di Agrigento si conferma la consistenza di Cosa Nostra della STID, 2 realtà mafiose storicamente radicate nel nostro territorio. Cosa Nostra Agrigentina è basata su 7 mandamenti, nel cui ambito opererebbero 42 famiglie. Ancorata alle tradizionali regole mafiose, continua a rivestire un ruolo di supremazia sul territorio in connessione con le omologhe articolazioni mafiose catanese, nissene, palermitane, trapanese e di oltreoceano. Da segnalare nell'ambito della struttura organizzativa di Cosa Nostra Agrigentina che recenti indagini hanno condotto alla ridenominazione
del mandamento di Burgio e il mandamento di Lucca Sicola e Ribera, in ragione della reggenza attuale del mandamento da parte della famiglia di Lucca Sicola e di Ribera. Così la DIA, in un passaggio della relazione semestrale presentata al Parlamento, Cosa Nostra e SIDA rivitalizzano i rapporti. Il 4 ottobre 2024, prosegue la relazione, la DIA ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un soggetto ritenuto affiliato a Cosa Nostra Agrigentina, destinatario nel 2019, unitamente ad altri 31 soggetti, di un provvedimento cautelare nell'ambito dell'operazione Kerkend, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, partecipazione e concorso in associazione a delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti aggravate dal metodo mafioso, detenzione abusiva di armi, sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato e altro. Nel periodo in esame si è inoltre registrata la tendenza di esponenti storici e di nuovi soggetti appartenenti alla SIDA rivitalizzare i rapporti con Cosa Nostra. Il 9 luglio 2024 la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia nei confronti di 3 soggetti, dei quali ritenuti appartenere alla SIDA, responsabili di un'estorsione aggravata dal metodo mafioso. Istituita commissione regionale per la rete idrica di Agrigento, lo ha deciso il governatore Schifani. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ha istituito con proprio decreto una commissione tecnica per verificare l'avanzamento dei lavori di ristrutturazione e automazione della rete idrica di Agrigento. La decisione è stata presa nel bel mezzo della maxi inchiesta sugli appalti e tangenti della Procura di Agrigento e della Squadra Mobile e sui ritardi denunciati dagli inquirenti nella realizzazione dell'imponente opera cittadina. Il provvedimento nasce dall'esigenza di garantire un monitoraggio costante dell'opera, considerando l'emergenza idrica che sta colpendo la città, l'urgenza di rispettare i tempi contrattuali per tutelare la popolazione. Sabato scorso il procuratore capo Giovanni Di Leo, rivolgendosi alla cittadinanza, ha detto che i ritardi sui lavori non sono dovuti alle indagini. L'organismo, che opererà a titolo gratuito, è composto da Salvatore Caruso, ingegnere capo del Genio Civile di Palermo, Maurizio Vaccaro, ingegnere capo del Genio Civile di Siracusa, Francesca Marcenò, dirigente dell'Ufficio Legislativo e Legale, Francesco Morga, funzionario direttivo del Dipartimento regionale dell'Acqua e Rifiuti. La Commissione dovrà completare l'attività di verifica entro 30 giorni e avrà il compito di verificare l'avanzamento finanziario, procedurale e fisico dell'opera rispetto alla tempistica stabilita contrattualmente, anche al fine dell'eventuale azione di rescissione del contratto da parte della stazione appaltante per l'intervento finanziato con le risorse dei fondi 21-27. La Regione ha già anticipato 10 milioni di euro per accelerare l'avvio dei lavori. A giudicarsi l'appalto, ricordiamo che è stato un raggruppamento di imprese con un ribasso del 30,33% sull'importo a base d'asta da contratto. La consegna dei lavori è prevista a 12-18 mesi dall'avvio degli stessi. E a Porto Empedocle si è costituito il comitato Mare Nostrum, composto da associazioni e liberi cittadini che sentono di poter dare il proprio contributo per la città, con lo scopo di vigilare sulla vicenda del dissalatore. Si è costituito a Porto Empedocle il comitato Mare Nostrum, composto da associazioni e cittadini liberi che sentono di poter dare il proprio contributo per la città, con lo scopo di vigilare sulla vicenda del dissalatore a Porto Empedocle. L'installazione dello stesso rientra negli interventi previsti dal commissario straordinario nazionale all'Icola dell'Acqua per far fronte a una crisi idrica che attanaglia la Sicilia. Però, a differenza di Gela e Trapani, a Porto Empedocle, tra incertezze e grossi dubbi, sta creando molte polemiche. Di seguito la prima lettera aperta del comitato. Le associazioni chiedono chiarimenti alla Regione e ai gestori, dalla scelta del sito alla provvisorietà dell'impianto e agli aspetti ambientali. Il sito prescelto per la realizzazione del dissalatore mobile rientrante nell'area in concessione Enel non convince le associazioni e i cittadini. Tutti si sarebbero aspettati, per fatti logici, tecnici ed economici,
che il sito prescelto fosse individuato nell'area ASI in coincidenza con i siti già adibiti nel passato alla stessa funzione, quindi dotati di infrastrutture civili, in acqua e a terra, utili e necessari al completamento degli impianti o al collegamento con la rete idrica principale. Per le associazioni mancano i requisiti di provvisorietà per l'impianto in corso di realizzazione che in relazione ai costi e alla potenzialità alle opere civili sul territorio comunale appare quale impianto definitivo e non certo provvisorio, con ciò costituendo una negativa ipoteca su quella porzione di territorio per la quale ai fini della concessione Enel invece era auspicabile una riconversione ambientale e turistica, oggi del tutto preclusa in relazione alla presenza dell'impianto di dissalazione. Alcune associazioni avevano correttamente osservato e criticato taluni limiti di carattere ambientale e igienico-sanitario del progetto, che è stato opportunamente interessato proprio su taluni punti da alcune prescrizioni degli enti competenti. Ma tutto ciò non basta, chiediamo quindi di sapere come mai l'intervento sia stato realizzato su un'area di concessione demaniale a un soggetto privato piuttosto che su un'area pubblica ASI, ma anche di conoscere meglio nel dettaglio quale sia lo strumento amministrativo con il quale si garantisce per quanto tempo la convivenza tra la centrale elettrica Enel e il dissalatore per uso idropotabile. Questi e altri aspetti dovranno essere affrontati e risolti dalla Regione Siciliana, dai gestori dell'impianto per il rispetto dovuto alle popolazioni interessate, sino a questo punto tenute totalmente all'oscuro sia durante le fasi progettuali sia nella fase attuale realizzativa. Non è pretesto, conclude l'associazione, che con il pretesto della carenza idrica ci impongano queste pesanti soluzioni, intanto i cittadini subiscono senza alcuna presa di posizione da parte delle autorità locali i disagi alla circolazione causati dai lavori di allaccio alla rete idrica, lavori che sarebbero stati molto meno dispendiosi e invasivi se fosse stato scelto il sito dei vecchi dissalatori in località Caos. E sul rigassificatore di Porto Empedocle il TAR del Lazio respinge il ricorso presentato dall'associazione ambientalista, abbiamo sentito in merito, Alessio Lattuca del Movimento per la Sostenibilità Ambientale. Alessio Lattuca, allora il TAR del Lazio ha rigettato il ricorso del rigassificatore. A questo punto cosa farete? Allora, quello che abbiamo sempre fatto, continueremo a lottare perché in presenza di attività così prepotenti e comunque nel solco di quello che hanno sempre fatto i potentati, ovviamente noi non staremo lì a guardare, opporremo al Consiglio di Stato questa sentenza ingiusta, sgradevole, vergognosamente negativa, perché non ci sono motivi per aver respinto, ed è logico che questo atteggiamento richiama questioni che non vorrei dire chiaramente, ma che penso fortemente. Non c'era nessuna ragione di respingerlo e le motivazioni adottate sono fragili e veramente, discutibili. Non voglio usare termini aggettivazione più gravi. Ovviamente noi continueremo la nostra lotta come abbiamo sempre fatto. D'altro canto siamo abituati a questo tipo di attività in presenza, appunto, come dicevo poc'anzi, di potentati che ovviamente hanno il pelo sulla coscienza. Quale altra strada percorrerete ora? La prima strada è quella del ricorso al Consiglio di Stato. In questi giorni avremo una riunione con tutti i soggetti, andiamo a vedere anche chi è davvero interessato a fare questa attività, perché fino adesso in qualche modo abbiamo visto degli atteggiamenti abbastanza tenui, ma data la gravità di quello che è accaduto cercheremo di capire, guardare negli occhi chi davvero è interessato a combattere una battaglia così dura per una questione che è importante per la città, perché qua possono discutere tutto quello che vogliono, città della cultura, feste, festicciole, questioni, ma davanti a un problema così grave per il futuro delle nuove generazioni ci vorrebbe una responsabilità diffusa che spero la città manifesti da qui a poco.
Finalmente ad Agrigento, in località Timba dei Palombi, è stato realizzato il nuovo depuratore della fascia costiera agrigentina e di Favara, che risolverà gran parte dei problemi del nostro mare, in particolare quella relativa all'inquinamento proveniente dalla foce del fiume Naro. Peccato che non funziona ancora la luce da parte dell'Enel, la nota dei Mare Amico. Finalmente ad Agrigento, in località Timba dei Palombi, è stato realizzato il nuovo depuratore della fascia costiera agrigentina e di Favara, che risolverà per gran parte i problemi del nostro mare, in particolare la parte relativa all'inquinamento proveniente dalla foce del fiume Naro. A comunicarlo in un suo comunicato l'associazione ambientalista Mare Amico di Agrigento, che afferma: purtroppo questa fondamentale infrastruttura non può andare in esercizio perché manca l'elettricità. Se mi sembrerà una bufala, ma è proprio così. Questo è un fatto assurdo, afferma l'associazione ambientalista. L'Enel, nonostante le varie e reiterate richieste da parte della direzione dei lavori e dell'ATI idrico, non ha ancora predisposto e quindi non ha realizzato la linea dedicata per alimentare le cabine dell'energia elettrica in modo tale da consentire di mettere in esercizio questo nuovo depuratore. L'associazione Mare Amico comunica che ha inviato una lettera a Sua Eccellenza il prefetto di Agrigento Caccamo al fine di risolvere questa vicenda che dopo diversi anni di attesa ci priva di un necessario impianto di depurazione nella nostra città. Questo alle mie spalle è il nuovo depuratore di Agrigento, della fascia costiera e del comune di Favara. Depurerà le fognature per ben 60.000 abitanti. Tutto è pronto, finalmente, dopo tanto tempo lo abbiamo avuto, ma non può essere messo in esercizio poiché manca la corrente elettrica. Nonostante il cantiere abbia chiesto da circa 2 anni l'allacciamento dell'energia. Abbiamo fatto per questo motivo, abbiamo sollecitato il prefetto di Agrigento affinché si faccia promotore di una conferenza di servizi affinché si possa concludere questo cantiere e attivare l'opera fondamentale per Agrigento e per il nostro mare. Sono in arrivo oltre 6 milioni di euro nell'ambito del piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia da parte del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca. Si tratta di fondi del PNR per la costruzione ex novo, la riconversione di edifici pubblici non destinati ad asilo nido in provincia di Agrigento. A comunicarlo è il deputato agrigentino onorevole Calogero Pisano. Saranno realizzati in 9 comuni agrigentini: Santo Stefano Quisquina, Santa Margherita del Belice, Racalmuto, Aragona, Menfi, Palma di Montechiaro, Campobello di Licata, Castrofilippo e Naro. Grazie al Presidente Meloni e al Governo l'attenzione concreta per le famiglie e i bambini del nostro territorio, afferma l'onorevole Pisano. Ha preso il via ieri la Festa del Viaggio, una rassegna lanciata da Agrigento Capitale della Cultura 2025 insieme con la Strada degli Scrittori nell'ambito del progetto Le Piazze della Capitale, un racconto tra miti e grandi autori, un invito alla scoperta di storie, luoghi e pietre millenarie fra la Valle dei Templi e le piazze letterarie della capitale. Il servizio. Al via la Strada degli Scrittori, questa mattina appuntamento a Villa Genuardi, oggi qui presso l'atrio della provincia con la Festa del Viaggio. Un nuovo appuntamento con tanti ospiti. Un nuovo appuntamento per concentrare tanti flussi turistici su Agrigento, perché la Festa del Viaggio deve essere un'occasione per consigliare a tanti viaggiatori di tornare in Sicilia, ad Agrigento e attorno alle sue piazze letterarie, cioè Vigata, Regalpetra, Palma di Montechiaro, far rivivere tutta quest'area, ed è poi in fondo lo scopo della Fondazione Agrigento Capitale della Cultura, con la quale stiamo collaborando per costruire tante cose, a cominciare dal ricordo di Andrea Camilleri, per ricordare il centenario dalla nascita di Camilleri, con concerti, rappresentazioni teatrali e anche tanti
non soltanto dei convegni, ma anche qualcosa che deve restare, come per esempio 3 corner multimediali da installare proprio ad Agrigento, a Racalmuto, a Porto Empedocle e così via, perché il turista quando arriva sappia dove si trova, all'interno di un mondo che è fatto di scrittura, di bellezza, ed è quello che speriamo di poter realizzare perché resti Agrigento capitale non soltanto nel 25 ma anche negli anni a venire. Questa sera diversi ospiti? Beh, il cuore della festa del viaggio è la prima serata che si tiene qui nel Palazzo della Provincia e della Prefettura, sarà Licia Colò, la signora del viaggio, l'abbiamo conosciuta da Geo, Kilimangiaro, Eden, sulla 7, la vediamo sempre in televisione. Stasera a faccia ci faremo raccontare le sue impressioni sul viaggio e su Agrigento, insieme con la direttrice di Bell'Italia, Emanuela Rosa Clot, che ha dedicato l'ultimo numero di Bell'Italia ad Agrigento, alla strada degli scrittori, e anche Ottavio Di Brizzi, che è il direttore editoriale del Touring Club. E poi ci sarà anche Gaetano Savatteri, che è uno scrittore di casa nostra, che non ha bisogno di presentazioni, da Macari in giù ci racconterà dei suoi nuovi libri, alcuni incentrati sulla vita di Camilleri. È un appuntamento quello di un Agrigento col Master di Scrittura, organizzato dal Sala di Scrittori, alla quale partecipo con grande piacere, con grande passione, con grande amicizia per Felice Cavallaro, e fondamentalmente quest'anno ancora di più perché è uno dei pochi eventi dell'Agrigento Capitale della Cultura che si sta realizzando rispetto a tante cose progettate, proclamate, dette e mai fatte. Questo ci invita a una riflessione. Agrigento Capitale della Cultura è stata una grande occasione mancata. Chi pagherà per tutto questo? Li vedremo Macari quest'anno? Li vedremo Macari in autunno probabilmente, la quarta serie con gli stessi attori, Saverio Lamanna, Carlo Gioè, Pippo Piccionello, Domenico Centamore, Suleima Ester Pantano e tanti altri attori, Tuccio Musumeci, il grande attore che fa il papà di Saverio, che è diventato un'icona del cinema e del teatro della televisione siciliana e nazionale. È stata un'esperienza molto bella, più che fare una lezione ho anche imparato che qua c'è tanta consapevolezza, perché la bellezza non è gratis. Noi abbiamo dedicato ad Agrigento un volume speciale, Quaderni di Bell'Italia, perché c'è tanta bellezza in questi territori, ma mi ha fatto piacere vedere che c'è tanta consapevolezza e tanta voglia di preservarla. Assolutamente sì, questa io la ritengo una delle iniziative di punta del nostro programma di Capitale della Cultura, proprio perché vuole valorizzare Agrigento, le sue origini, cioè che è la culla della civiltà, come tutte le testimonianze che abbiamo dimostrano, ma in più continuare a affermare che è andata avanti, ci sono stati gli scrittori, quindi è un patrimonio che va diciamo valorizzato e va anche condiviso a livello anche nazionale, per dire che questa città è ancora e tuttora rappresenta il centro culturale, appunto non a caso appunto di Capitale della Cultura e dell'Italia in questo caso. È stato un bellissimo pomeriggio, tante persone diverse, tanti giovani, tanto ascolto devo dire, per parlare di scrittura. È quasi una parola poetica oggi dire scrittura. Che valore ha ancora la scrittura? Beh, a mio avviso ha un grandissimo valore, però bisogna adeguarci ai tempi che cambiano, e la cosa bella all'interno dell'incontro di oggi è che c'era molta voglia di capire, di fare delle riflessioni, di fare delle domande. Quindi quello che è stato il mio messaggio è: siamo consapevoli delle nostre forze, scegliamo qual è la nostra strada, seguiamola e purtroppo non interessiamoci molto di quello che ci vogliono fare gli altri, quindi scegliamo una stella e non perdiamola di vista.
La lentezza nel nostro tempo è fondamentale, soprattutto quando si parla di viaggio. Io non sono una viaggiatrice snob che dice per fare un viaggio bisogna stare almeno 15 giorni in un posto. Si può fare anche un viaggio di un solo giorno, però non bisogna pretendere di vedere tutto. Quindi uno magari sceglie di vedere una cosa e ci dedica la propria giornata, semplicemente con la voglia e gli occhi per guardarsi attorno e per carpire veramente molto di ciò che ci circonda. Mentre se uno dice io in un giorno voglio visitare una città, a mio avviso diventa soltanto uno stress e quindi anche no. Linea alla regia per la pubblicità. Pubblicato il bando I luoghi di culto nel Mediterraneo, prima edizione del premio internazionale Matita d'Oro del Mediterraneo, istituito dagli ordini degli architetti di Agrigento, aperto ai professionisti, autori di progetti di chiese, moschee e sinagoghe realizzate in uno dei 24 paesi del bacino del Mediterraneo. Il premio che proporremo, l'architettura quale linguaggio universale di confronto tra i popoli, rilancia Agrigento quale porta culturale d'Europa del Mediterraneo. Stamattina la conferenza stampa di presentazione. Conferenza stampa oggi dell'Ordine degli Architetti per annunciare questo nuovo premio, la Matita d'Oro. Sì, siamo orgogliosi di annunciare la pubblicazione sulla piattaforma nazionale concorsiavn.it del bando I luoghi di culto del Mediterraneo, prima edizione del premio internazionale di architettura Matita d'Oro del Mediterraneo, premio che è stato istituito dall'Ordine e quest'anno è aperto ai professionisti che hanno progettato chiese, moschee, sinagoghe, luoghi di culto in genere in uno dei 24 paesi dell'area mediterranea. L'obiettivo è quello di alimentare un confronto culturale internazionale, puntando sull'architettura quale linguaggio universale di confronto tra i popoli, in grado di superare divergenze politiche e talvolta religiose che spesso impediscono un proficuo confronto tra le civiltà della terra. Il premio, che si ripeterà ogni 2 anni, potrà costituire una pietra miliare dell'auspicata costituzione della Biennale di Arte e Architettura nella città dei Templi, che potrebbe così finalmente consolidare le proprie radici, potrebbe consolidare il proprio ruolo di cerniera euro-mediterranea, almeno per quanto riguarda gli aspetti culturali. L'evento si svolgerà al Teatro Pirandello, diceva lei, e ci sarà anche un premio in denaro. Sì, diciamo che il termine ultimo per partecipare è il 21 luglio, quindi gli interessati devono prendere le informazioni sul sito, sul portale concorsiavn.it oppure sul sito web del nostro ordine, e poi devono presentare i progetti secondo il format richiesto dal bando entro il 21 luglio. Poi la Commissione terminerà i lavori entro la fine del mese di luglio, ma la premiazione avverrà poi a ottobre, il 9-10 ottobre, in occasione della conferenza nazionale degli architetti italiani che si celebrerà proprio qui ad Agrigento. Questo è il primo importante evento che fa questo neoeletto Consiglio dell'Ordine. Abbiamo istituito, in occasione di Agrigento Capitale della Cultura, un premio internazionale di architettura, la Matita d'Oro del Mediterraneo. Nella fattispecie questo premio quest'anno verrà abbinato ad un concorso ai luoghi di culto del Mediterraneo, dove potranno partecipare tutti i professionisti e i progettisti che hanno progettato e già realizzato luoghi di culto come chiese, moschee, sinagoghe, quindi facenti parte dei 24 paesi che si affacciano nel bacino del Mediterraneo. Il bando di concorso è già stato pubblicato nella piattaforma Concorsi AVN del Consiglio Nazionale degli Architetti
e riepilogo brevemente le date. Quindi entro il 10 di giugno si dovranno presentare eventuali richieste di chiarimenti riferiti al bando, entro il 20 di giugno verranno pubblicate le risposte ai quesiti. Indagato a Roma il produttore agrigentino e direttore artistico del Teatro Pirandello Francesco Bellomo, dopo la denuncia dell'attore e regista Roberto Iannone. Io usato per evadere 500.000 euro, lo scrive oggi il Fatto Quotidiano. Iannone sarebbe stato usato come prestannome in 2 società per evadere il fisco che adesso chiede ben 486.000 euro. Bellomo è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma per l'ipotesi di reato di sostituzione di persona. Una vicenda personale è tutta da verificare. Dalle indagini si sta occupando la Guardia di Finanza della Capitale. Bellomo afferma, secondo quanto scrive il quotidiano, avrebbe offerto un provino all'attore che conosce dal 2006 per il caso Tandoi, poi gli avrebbe chiesto, a detta di Iannone, di diventare per incompatibilità con il Pirandello rappresentante legale di 2 società di Roma. L'incarico è del gennaio 2022, poi la scoperta di Iannone col debito col fisco e la diffida all'utilizzo della sua firma digitale. Bellomo, contattato dal Fatto Quotidiano, si è detto sorpreso e amareggiato. I componenti del Consiglio di amministrazione dichiarano sono completamente estranei all'inchiesta. Un incendio ha devastato il primo e il secondo piano di una palazzina di via Filippo Alaimo a Campobello di Licata. Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento abitato da una cinquantenne di Campobello a causa di un cortocircuito all'interno di un locale adibito a cucina. Il fuoco ha bruciato ogni cosa, il rogo in poco tempo si è propagato al piano superiore, i residenti hanno lanciato l'allarme al 112, sul posto sono giunti per primi i carabinieri della stazione di Ravanusa che hanno provveduto a mettere in salvo la proprietaria. I vigili del fuoco al distaccamento di Canicattì dopo circa 2 ore sono riusciti a spegnere l'incendio, occupandosi anche della messa in sicurezza dell'area interessata. Nel corso della successiva ispezione i pompieri hanno accertato il fatto accidentale, l'ammontare dei danni è ancora in fase di quantificazione. Un vasto incendio nella zona industriale, nuba nera e alta, decine di metri, nella località Rocca di Caprileone. Ce ne parlano i colleghi di Messina. Momenti di grande paura ieri pomeriggio a Rocca di Caprileone, dove si è sviluppato un vasto incendio nell'area industriale. Le fiamme sarebbero partite da un magazzino alimentare e in pochi minuti si è alzata nel cielo una densa nube nera, visibile a distanza ed alta decine di metri. Momenti di grande apprensione sono stati vissuti in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco. Il fuoco ha rapidamente invaso l'intera struttura, causando ingenti danni materiali. L'allarme è stato dato alle 17:30 e alcuni operai di una ditta vicina hanno tentato di domare le fiamme in attesa dell'intervento dei vigili del fuoco. Fortunatamente, secondo le prime informazioni, non si registrano feriti. Ancora una vittima sull'autostrada A20 Messina-Palermo, una donna di 37 anni. Ha perso la vita in un sinistro verificatosi intorno alle ore 18 all'altezza del viadotto Caronia. Secondo una prima ricostruzione, 2 autovetture sono venute violentemente a contatto, bloccando a lungo la carreggiata in direzione Palermo. La vittima, di nazionalità cinese, è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto, sulla quale viaggiava insieme ad altre 2 donne e sarebbe deceduta sul colpo. Ferite le altre 2 donne, una in maniera grave, ed è stato necessario il trasferimento in elisoccorso al Policlinico di Messina. Ferito in maniera lieve il conducente dell'altro mezzo coinvolto nel sinistro. L'esatta dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Sant'Agata di Militello, intervenuta sul posto insieme alle ambulanze del 118 e dai vigili del fuoco del distaccamento sant'agatese. L'autostrada 20 è rimasta chiusa tra gli svincoli di Sant'Agata Militello e Santo Stefano di Camastra per diverse ore per permettere di eseguire le operazioni di soccorso e i rilievi di rito.
Sono previsti nuovi interventi di manutenzione sulle strade provinciali. L'ufficio gare del Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha aggiudicato l'appalto relativo all'accordo quadro biennale con un solo operatore economico per la manutenzione delle strade della zona est. I lavori saranno eseguiti dall'impresa CS Costruzioni con sede a Mussomeli, che ha offerto un ribasso del 31,97% per un importo contrattuale complessivo di 1.318.000 euro più IVA. Alla gara, effettuata in modalità integralmente telematica, hanno preso parte 300 imprese. Il quotidiano La Sicilia, il più diffuso dell'isola e punto di riferimento per milioni di siciliani nel mondo, è passato ufficialmente dal gruppo Ciancio San Filippo a quello di Palella Holding, il family office guidato dall'imprenditore italo-americano Salvatore Palella. L'operazione include anche la società editrice e la quota del quotidiano nell'agenzia dell'ANSA. Le firme sono state perfezionate tramite Sicil Investment Fund, con la costituzione di una nuova società editoriale e di Gianluca Spriano nel ruolo di amministratore delegato, un passaggio di testimoni importanti dopo 80 anni di ininterrotta gestione della famiglia Ciancio San Filippo, che attraverso la DSE ha editato il giornale sin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1945 per iniziativa di Domenico San Filippo. La Sicilia al tempo dei Florio, la premiazione nell'incantevole cornice del convento dei 100 Archi a Ficarra, in provincia di Messina. Che rappresentano un po' l'epoca dei Florio. Si è tenuta al convento dei 100 Archi a Ficarra, in provincia di Messina, la cerimonia di premiazione del concorso estesa a tutte le scuole della Sicilia sul tema La Sicilia al tempo dei Florio. L'evento, ideato dalla Casa della Memoria Giuseppe Tomasi di Lampedusa e dal comitato costituito dalla presidente della Proloco di Novara di Sicilia, dall'Associazione Italiana Maestri Cattolici sezione di Giarre, dall'Associazione Le Donne del Borgo, da Sicilia Antica, sezione di Fiumefreddo, dalle case editrici Ioric e Chimeric e dal comune di Ficarra. Assessorato alla cultura, che ha messo a disposizione il sito storico, ha visto l'affluenza nella cittadina tirrenica di numerosi alunni con genitori, docenti e presidi, che hanno partecipato all'evento con giubilo. Non il solito premio, ma una manifestazione organizzata con metodo scientifico e col cuore di persone che sanno valorizzare l'operato degli studenti. Un'importante giornata. Oggi buona parte della Sicilia parla di Ficarra. Parla di Ficarra perché Ficarra oggi è la sede della cerimonia di premiazione di un concorso esteso a tutte le scuole della Sicilia sul tema La Sicilia al tempo dei Florio. Qui stanno arrivando due dame che rappresentano un po' l'epoca dei Florio, ecco, sono Mariella Piazza, realizzatrice dei costumi, e Santina Ricciardi, attrice. Loro ci hanno sempre accompagnato in tutte queste ricostruzioni storiche. Io devo ringraziare di cuore l'amministrazione comunale di Ficarra, che veramente si è entusiasmata al progetto e ci ha offerto questo luogo storico di pregevole e di indicibile bellezza, il convento dei 100 Archi. Devo ringraziare in particolar modo l'ufficio turistico di Ficarra, le ragazze Rosetta Messina, Tiziana Rasizzi, Giuseppe Tumeo, chiaramente coordinate dall'assessore Mauro Cappotto, che hanno veramente lavorato intensamente in questi giorni, facendo non soltanto un lavoro burocratico, un lavoro di amministrazione, ma anche lavoro manuale, portando schermo, portando premi, portando sedie, insomma tutto quello che è necessario per realizzare, per mettere in moto questa grande macchina organizzativa. Noi speriamo che questo sia l'incipit, il cominciamento di una vicenda che vede veramente Ficarra un polo turistico della Sicilia. Quindi noi, grazie ad Onda TV, grazie al comitato che ci ha sostenuto, io voglio ringraziare innanzitutto la presidente della Proloco di Novara di Sicilia, l'Associazione Italiana Maestri Cattolici, la sezione Sicilia Antica, sezione di Fiumefreddo, Gaia Mairo, casa editrice Ioric, il professore Gianfranco Natale, casa editrice Chimeric, Ruggero Moncada, Palazzo Biscari, Amedeo Mallandrino, Villa Cianciafara, sicuramente dimentico qualcuno,
ecco, Onda TV Bella Sicilia, sulle tracce del Gattopardo Piero Catena. Voglio ringraziare tutte queste persone che mi sono state vicino in questa vicenda. Ecco, noi ci siamo autofinanziati per questo premio, non abbiamo chiesto soldi alle grandi istituzioni, ognuno ha messo qualcosa, quello che poteva offrire. E poi dico, oggi i protagonisti sono gli alunni. Vogliamo ripercorrere in sintesi la storia di questa importante famiglia, della famiglia Florio. La famiglia Florio, considerati i regnanti senza corona in Sicilia, abbracciano ben 3 secoli, vengono da Bagnara Calabra, si inseriscono nei commerci inglesi in Sicilia, costruiscono un impero in Sicilia, un impero economico, un impero culturale. Basti pensare a quello che fece Franca Florio con le sue attività, con la costruzione di edifici che vedono protagonista l'architetto Ernesto Basile. Insomma, sono quei nomi della Palermo Liberty che hanno suscitato, che hanno veramente determinato la storia di Sicilia facendola inserire in un contesto europeo. Basti pensare che soltanto la famiglia Florio nella metà dell'Ottocento, nella fine dell'Ottocento, aveva già ben 99 navi che mettevano in comunicazione Palermo con tutto il mondo. Mi basta questo. Bene, questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere sul canale 268 in tutta Italia per chi ha le Smart TV, il telegiornale su Video Sicilia, canale 93 alle 15 alle 20, con replica la mattina alle 9 e in streaming sul sito www.televideoagrigento.tv. Inoltre i nostri programmi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona serata.